Sono intervenuta anche quest'anno ben volentieri ad uno dei convegni che Longarone Fiere ha organizzato per parlare di foreste e parlare di temi e strutture e organizzazioni del settore forestale, insieme a un pubblico molto variegato che ci interessa tantissimo informare di quello che stiamo facendo, ascoltando le esigenze per rispondere ancora meglio come Ministero. Il tema di questa mattina è il tema della vivaistica forestale. Noi siamo impegnati come Unione Europea e come Italia in un vasto programma di rimboschimento a scopo multiplo, a tutela della biodiversità, come prevenzione dei dissesti, ma anche come miglioramento del quadro complessivo nel cambiamento climatico. I vivai forestali sono la parte più importante e preliminare di tutto questo lavoro. Senza piantine forestali adeguate, piantate nel posto giusto, nel modo giusto e seguite nel tempo per gli anni che serve, tutto questo lavoro sarebbe uno gran spreco di denaro e noi invece abbiamo bisogno davvero di ripristinare la biodiversità nel nostro paese dalle parti dove è andata via e abbiamo bisogno di migliorare attraverso le piante il cambiamento climatico. Ovviamente non bastano le piante, occorre lavorare anche a un cambiamento di mentalità nei confronti di queste tematiche e iniziative come queste di Longarone Fiere sono un punto miliare per cambiare questo e le prospettive del futuro. Dell'Italia paese forestale è dare un senso a 11 milioni di ettari di foreste, 600.000 ettari in Veneto, definire percorsi di impegno, di sviluppo, investendo bene risorse europee, il PSR ad esempio, coinvolgendo gli enti locali, i parchi, le imprese, le università. La ricerca deve contribuire a una pianificazione forestale che dia supporto alle imprese che lavorano in questi territori, dia nuova linfa ai piccoli e grandi imprenditori che ancora credono in uno sviluppo forestale che dà ossigeno, nuova economia per le valli bellunesi a vantaggio del paese. Abbiamo iniziato questa mattina la nostra fiera Festival delle Foreste più Boston Nord-Est. Sono degli eventi importantissimi soprattutto per la zona di Belluno. Belluno è una zona di montagna, abbiamo delle montagne stupende, ma abbiamo anche tanta foresta, tanti alberi, agricoltura di montagna e la fiera di Longarone vuole essere un primo attore, come deve esserlo anche la provincia di Belluno. Un primo attore perché qui stiamo parlando di ambiente, stiamo parlando di grandi sfide per il futuro, del cosiddetto Green Deal europeo, di questi obiettivi dell'aria pulita, della riduzione delle emissioni di anidride carbonica per il 2050 e nell'ambito di questo Green Deal le attività agricole fanno la parte, diciamo, del primo attore, perché senza agricoltura quegli obiettivi non si raggiungono e nell'ambito dell'agricoltura senza le attività forestali, le foreste, tutto ciò che ci sta intorno, gli obiettivi non si possono anche raggiungere. Quindi è un momento molto importante per vedere tantissimi settori, approfondire tantissimi temi. In questo momento abbiamo iniziato col convegno proprio sul rilancio, e questo lo dice lunga, il rilancio delle attività vivaistiche in Italia, perché è un settore che aveva bisogno proprio di essere rilanciato, di una ripartenza e quindi abbiamo l'onore di ospitare un convegno con le massime autorità del settore. Per quanto riguarda il Veneto ovviamente c'è la Regione, c'è Veneto Agricoltura, per quanto riguarda il livello nazionale c'è il Ministero delle risorse agricole con la dottoressa Alessandra Stefani che sarà qui presente, dirà appunto la sua opinione e lancerà i suoi messaggi appunto per questo settore molto importante che deve essere riportato in auge e quindi rafforzato. Poi ci sono tantissimi altri temi che verranno affrontati nel proseguo di questa giornata, ma anche domani e dopodomani. Insieme al festival dove ci sono tutti questi convegni, i visitatori possono vedere anche i grandi macchinari agricoli
quelli per tagliare come uno stuzzicadente un tronco enorme, come anche costruire una nuova strada, come anche arte in fiera, perché noi abbiamo oggi 2 padiglioni della fiera destinati proprio ad arte in fiera, insieme con i 100 anni di Mürer, quindi questo grande artista. Cos'è che si usa per questi artisti? Soprattutto il legno, quindi il tema che parte, diciamo, dalla nascita, dalla coltivazione e dalla nascita degli alberi e di tutto ciò che ne consegue, per arrivare appunto all'utilizzo di questa importantissima materia prima in tantissimi settori, fino addirittura all'utilizzo per fini artistici, che è quello che noi presentiamo appunto con Arte in Fiera e la mostra di 100 anni del Mürer, quindi dalla morte di questo grande artista. Veneto Agricoltura, come braccio operativo della Regione Veneto, crede fortemente nella fiera di Longarone, crede fortemente che il sistema fieristico possa riportare questo particolare sistema economico, quello che riguarda le foreste, quello che era una volta. Dobbiamo cominciare a recuperare quella che era la filiera del legno. Dobbiamo toglierci da queste politiche coloniali che esportiamo il legno, altri paesi lo lavorano e noi lo ricompriamo lavorato. Dobbiamo assolutamente fare sì che le manutenzioni dei nostri boschi aumentino, quindi aumenti anche la produzione consapevole del legno, che aiuta quindi anche gli aspetti idrogeologici del territorio, e che questo però sia una ricaduta economica per i cittadini della montagna, per quelli che abitano in montagna. Dobbiamo riportare un valore aggiunto alla montagna bellunese. Siamo qui a vivere un'altra 3 giorni dedicati alle fiere, in un momento sicuramente non facile per il sistema fieristico nazionale, con questa Fiera Foreste che per la provincia di Belluno è sicuramente un evento molto importante, di estrema attualità, che affronta un tema come quello delle foreste e soprattutto del post-vaia, che deve avere delle conseguenze, mi auguro possa avere delle conseguenze positive per il nostro territorio, nonostante in questo momento stiamo vivendo delle difficoltà soprattutto legate alla presenza del bostrico. Ma insomma, da questi convegni, da questi incontri, da questi confronti mi auguro che veramente possano uscire delle soluzioni in questo senso, ma soprattutto si possano gettare le basi affinché possa essere potenziata la filiera del legno, che può essere un settore economico trainante per il futuro del nostro territorio. Accanto a Fiera Foreste poi c'è Arte in Fiera, che quest'anno è forse una delle più belle edizioni, soprattutto perché c'è la presenza della mostra dedicata ad Augusto Mürer nel centenario della sua nascita, che è una sorta di vera e propria chicca che invito veramente tutti gli appassionati a visitare, perché presenta delle opere straordinarie e che danno ulteriore valore comunque a un'esposizione di grandissima qualità, per la quale ovviamente il mio grazie va a Franco Fonzo e a tutti i suoi collaboratori. È stato molto interessante perché abbiamo potuto vedere, sentire i 2 funzionari della Commissione e in qualche modo ho avuto modo anche di sottolineare loro durante il mio intervento che io trovo un piccolo difetto all'interno di comunicazione per quello che riguarda i rapporti tra la Commissione e il territorio, perché la Commissione europea ha deciso di fare questa strategia forestale del 2030, ovviamente per un fine importante in vista del Green Deal e a causa dei cambiamenti climatici. Ne è stata sottolineata l'importanza, che condivido, ma secondo me il punto cruciale è che ci deve essere un collegamento diretto con i territori, quindi con i gestori, con i proprietari, con gli agricoltori, con i silvicoltori di ciascuna zona, in modo tale da capire la peculiarità, perché la Commissione non può decidere, avere un approccio globale e decidere per tutti i territori uguale, a prescindere da quale sia lo Stato membro. Ed è un punto che ci tengo a sottolineare ed è fondamentale che ci sia questa filiera dal territorio, quindi dagli operatori, attraverso i politici, perché portino le loro istanze in Parlamento.
Ecco, in questo modo, solo così, io che sono anche membro della Commissione ENVI, Commissione Ambiente, riesco ad avere il collegamento diretto e sapere le necessità di ciascuna singola, anche bosco, anche foresta, e poterla poi trasmettere in commissione, dove lo stesso commissario durante il mio intervento ha detto che ho perfettamente ragione a seguire questa linea. Credo che il Festival delle Foreste sia molto importante perché è importantissimo parlare di foreste in questo momento. Le foreste hanno un ruolo fondamentale nella realizzazione della neutralità climatica, però non dobbiamo dimenticare che le foreste devono anche essere una fonte di ritorno economico, soprattutto per le persone che vivono sul territorio. Quindi bisogna cercare di portare avanti anche lo sviluppo rurale del territorio anche attraverso le foreste. E come può succedere questo? Bisogna cercare di finanziare di più le foreste, la silvicoltura, cercare di mettere in rete le attività, cercare di creare una filiera, perché altrimenti si rischia lo spopolamento e lo spopolamento porta all'abbandono dei territori. E è vero, sì, aumentano le foreste con lo spopolamento, però aumentano le foreste che non piacciono a noi, quelle che non riescono a prendere CO2 ma in realtà lo producono, e quindi noi dobbiamo pensare di puntare sull'economia del territorio, sull'economia delle foreste, anche per avere delle foreste più sane che possano assorbire CO2. Siamo qui nella mostra di Augusto Murer, che è la seconda mostra che viene fatta in occasione del centenario della nascita. Una mostra molto importante perché raccoglie dei pezzi importanti e che viene fatta successivamente a quella che è ancora in corso al Museo Fulcis a Belluno, una splendida mostra di opere inedite che vi consiglio di non perdere perché fino al 18 settembre è ancora, diciamo, usufruibile al pubblico. Sono opere al Fulcis inedite, giovanili, un Murer sconosciuto. Qui abbiamo delle opere di un Murer più maturo che ci presenta anche diverse sfumature, perché abbiamo dal legno, che è il suo materiale, diciamo, di origine, il suo materiale principale. Lui ha vissuto e io dico vive perché mi piace che questi scultori sono sempre presenti, sempre vivi, perché raccontano sempre la loro storia, a prescindere dal fatto che non ci siano. Oltre al fatto che ha fatto una grande scuola della scultura del legno bellunese esportata in tutta Italia. Ma tornando alle opere, qui ci sono delle grosse opere in legno storiche, tutte provenienti dal Museo Murer, con dei grandi bronzi che sono a volte anche dei bozzetti di opere monumentali. Qui per esempio ce n'è uno, le vittime del mare di Procida, c'è il bozzetto proprio del monumento che si trova all'isola di Procida. E poi anche un Murer particolare, perché a lui piaceva sperimentare, quindi mi è piaciuto portare qui un'opera fatta proprio in cemento e ferro, una ballerina molto diciamo, interessante, al di fuori di quello che è un po' il suo canone. Poi ci sono i suoi attrezzi, ci sono delle opere incompiute, comunque si è voluto dare una panoramica di quello che è il Murer successivo alla mostra del Fulcis, il Murer maturo, e il Murer anche polivalente, nel senso che Murer ha una scultura bellissima, incisiva, con la forza, che lo si vede anche attraverso i disegni, un grande scultore e anche un grande disegnatore. E quindi passa poi da questa forza anche alla dolcezza e delicatezza quando affronta le strutture, le figure femminili, le maternità e queste cose. Una mostra da non perdere, peccato che dura solo 3 giorni, però fino a domenica c'è la possibilità di avere un ampio spettro di Murer tra il Fulcis di Belluno e la mostra che è stata fatta qui ad Artinfiera, che parlo un attimo velocemente, è la 17ª edizione, riprende dopo 2 anni, l'anno scorso siamo andati nel web per le ovvie situazioni che c'erano al momento, e adesso riprendiamo con una grande affluenza di artisti e di gallerie.